Buongiorno a tutti, vi parlo Renato De Paoli, Eder Production Isole Sparse, del Brolo dell'associazione Neutron King. Oggi 2 giugno 2010. Mando un saluto ai personaggi che conosco di più nel web. L'ultima scoperta, il grande, unico, straordinario Serafino Massoni, che attorno a lui ha tanta gente che lo ascoltano, lo vedono e lo apprezzano. Io nell'elenco, non siamo d'accordo su tutto, ma insomma, reduce dall'incontro di ieri sera alla chiesa di San Silvestro a Vicenza, sul tema Dante e Zanella, due grandi poeti, due grandi scrittori. In questa occasione abbiamo conosciuto Italo Francesco Balbo, che ha portato questo bellissimo lettera, questo bellissimo libricino, un compendio, un libricino che tratta di Andrea Alverà. Anzi, questo è un libricino in copia anastatica di Andrea Alverà. Andrea Alverà è nato a Vicenza nel 1799 e si è laureato in medicina a Pavia e là praticò la professione. Allora, reduci da questo incontro ieri sera nell'ambito del Festival Biblico di Vicenza, abbiamo avuto l'occasione e il piacere di conoscere Francesco Balbo. Italo Francesco Baldo, relatore, che ci ha fatto dono di questo meraviglioso lettera di Andrea Alverà de Vicenza. Perché vi parlo di questo? Perché vi parlo di questo? Adesso parlo con la lingua madre e intanto mi viene in mente di salutare Gloria Marigo, Mirella Lizzoni, poi tanti altri amici di Facebook e di YouTube, la brava padovana che si chiama, anche lei ha un bellissimo canale, Lady 84, non mi viene in mente di più, non sono così bravo, ma allora, editrice veneta, Vicenza 2008, lettera di Andrea Alverà di Vicenza, diretta a un suo amico e compatriota Antonio Goldin. Perché è importante questa qua? Perché nella polemica famosa che mette un po' fuori, ma leso a proposito di un personaggio molto molto noto a Vicenza, tal Giuseppe De Marzi, che tutti conoscono. Beppe De Marzi, che sarebbe un po' il vate non neanche il vate, sarebbe il conservatore della lingua vicentina. La grammatica, la sintassi, eccetera. Non ho ancora letto tutto questo bellissimo compendio, però Alverà l'avete già conosciuto nel 2004. Tracce di lettere e arti, pubblicata da me, un piccolo foglio volante che stampavo a suo tempo prima che il web avesse tutta questa risonanza, questa potenza, questa accessibilità anche da parte mia. Questo è il mio piccolo foglio volante, tracce di lettere e arti, speciale La satira va in collina, 28 dicembre 2004. E mi sarebbe il poeta per il lacustre isolano dell'estuario del Menago e dell'Ax Venex, della Esis. Allora, tornando a noi,
il buon Andrea Alverà ci è venuto a trovare anche ieri attraverso le parole di Italo Francesco Balbo. Ma quello che stamattina abbiamo subito buttalocio è come tornare alla lingua madre sul problema del cavolo, per non dire sempre qualcosa che comincia per C, il problema della X veneta, quella che troviamo in Venetia. Venetia con la X, che per alcuni vuol dire Z, e va bene, per alcuni vuol dire S, e per alcuni vuol dire T. Eccola qua. E qua a pagina 9 di questo libretto che è appunto la polemica sulla problematica della X veneta, che non si trova mai nell'alfabeto italico italiano. Noi veneti invece che teniamo tanto, perché Venezia o Venetia XTZ è indispensabile per trovare il capo della storia veneta, perché Venezia, l'entità Venezia, che è piccola, un'isola sola, che poi era un insieme di isole rialtine, invece Venetia raccoglie tutte le isole dell'Endolaguna, l'Endolaguna veneta, quella adesso transustanziata, che risulta 10.000 km² di endolaguna trasformati in terraferma. Nei prossimi video, come mi ha insegnato Serafino, spiegheremo meglio cosa è questa cosa, ma oggi partiamo in questo breve dialogo, anche perché siamo già a 7 minuti e 17, quindi dobbiamo chiudere entro i 10 minuti, che non siamo i privilegiati e anche non siamo così bravi come il nostro maestro. Ci fermiamo a raccontare questa polemica dove, a proposito della lettera X, è lettera affatto inutile e male adatta per il nostro dialetto, diceva Alverà, perché era appena stato conquistato dagli austriaci e dai francesi, quindi non poteva dire di più. Ma la lingua veneta, come dice il buon Cavallin, anche lui che ci ha dato la chiave per andare avanti. Allora, ancora oggi sono diverse le interpretazioni su come pronunciare in veneto o in vicentino, mi sono veronese, come attesta la polemica tra Bepi De Marzi e altri. Giuseppe De Marzi è intervenuto più volte sul problema della pronuncia e qua ha fatto una storia terribile. Gli ultimi suoni, la sapienza dei nostri padri, vocabolario tecnico storico del dialetto del territorio vicentino. Bepi De Marzi è bravo, ma lui sa tutto dei vicentini, ma no del veronese. Le isole sparse sono in primis sul veronese, quindi mi parlo da quella parte là e la lingua madre la so ben tutta. Quindi non temo smentita del buon De Marzi, che lui giustamente sa ben tutta la lingua vicentina. Ma mi maraviglia che sia una polemica così profonda e radicale che vuol recidere o vuol tagliare la strada tra i veneti per il fatto, oltre che su sta X, Z, T, su tanti altri argomenti. Arrivo in fondo dicendo brevemente, perché sono le 9:22, entro 10 secondi devo finire, che la polemica l'è con Patrick Riondato dell'associazione Veneto Nostro, che replica: meno perdo più un minuto con Bepi De Marzi, non merita neanche un secondo per il prezioso tempo. Passo e chiudo, perché ho più tempo. Renato De Paoli, San Zenone.